Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, quest'oggi dedicato alla salute. Nella seconda parte sarà con noi Saula Ganadi e Estate in Movimento, quindi affronteremo il tema in un certo modo. Nella prima parte sono con noi la dottoressa Natalia Rosso, che è Senior Scientist della Fondazione Italiana Fegato, e la dottoressa Gaia Pandolfini, che è biologa nutrizionista Doc Foodie. Poi dopo parleremo anche di questo, quindi insomma continuiamo a parlare dell'attività della Fondazione da un'ottica differente, perché oggi parleremo di problemi che hanno a che fare con l'obesità, con appunto la crescita del peso, eccetera, ma anche perché si va verso una prima dieta validata scientificamente per migliorare la salute del fegato. Allora, dottoressa Rosso, non si collega eccessivamente, no, il problema dell'obesità al fegato, cioè nel senso si pensa che sia dovuto ad altre problematiche che interessi magari altri organi, ma non il fegato, quantomeno non in prima battuta. Esatto, questa è una realtà. Infatti l'obesità viene considerata una malattia multiorganica che colpisce diversi organi. Ovviamente alla Fondazione Italiana Fegato a noi ci interessa il fegato perché è l'organo deputato a metabolizzare assolutamente tutto, e il fegato grasso, che abbiamo parlato anche in passato, è strettamente legato con l'aumento di peso, con le abitudini alimentari, per cui è un argomento per noi molto sensibile, e sicuramente il fegato è un organo colpito dall'obesità, dall'aumento di peso. Ma è un problema, cioè molti, adesso la vulgata, la Vox Populi dice, vabbè, se uno ha di questi problemi, sono problemi che non si possono controllare, sono problemi probabilmente, come dire, congeniti, cioè, è così o c'è una predisposizione? E se c'è una predisposizione, a sua volta si può controllare? Allora, ovviamente ci sono dei fattori genetici, ma noti anche con delle mutazioni legate a delle malattie epatiche correlate a aspetti genetici, ma in realtà la quantità o la incidenza del fegato grasso non riesce a spiegarsi solo dai fattori genetici, e gioca un ruolo fondamentale le abitudini alimentari, lo stile di vita, e la buona notizia è che si può revertire. Se uno agisce per tempo con le giuste scelte si può revertire ed evitare addirittura la progressione verso stadi più severi. Le faccio una domanda, chiedo scusa se può sembrare che la prenda non soltanto alla leggera, ma addirittura la prendo anche distante. Però in genere quando si arriva cioè quando il problema è evidente, no? Quando uno appunto pesa tanto, eccetera, temo che sia, mi corregga se sbaglio, come la storia dei tatuaggi, no? Cioè quando sono quelli che si riempiono il corpo di tatuaggi, molti dicono il problema non è l'ultimo tatuaggio, il problema è il primo, perché dal primo poi in genere si incomincia a fare. E anche in questo caso credo che quantomeno in alcune problematiche non sia tanto l'accumulo di peso, ma un primo comportamento sbagliato che porta poi a tutta una serie di altri comportamenti o ad altri problemi. Sicuramente no, è un argomento, è una patologia, diciamola così, molto complessa, che ha diversi fattori, per cui non è solo una questione di peso, okay, di bilancia, ma in realtà tutto quello che comporta questo aumento di peso. Tuttavia ci sono delle persone che hanno un aumento di peso e stanno bene, cioè, o non hanno un fegato con particolari segni di malattia. In ogni caso è facile dire basta dimagrire, tutto si risolve, ma è molto difficile proprio perché è un'alterazione molto complessa. Il mangiare ha molteplici sinonimi, cioè significati per le persone, per cui sicuramente va affrontato come un vero e proprio problema. Le persone che hanno questa problematica è bene che siano consapevoli
e che chiedano aiuto, perché si può revertire, si può cambiare, si può migliorare, con costanza, con disciplina si può fare. Ed è l'unica strada, bisogna intraprendere dei percorsi che siamo consapevoli che sono difficili, ma non sono impossibili. Quindi con il giusto aiuto e giuste scelte si può cambiare, si può regredire, si può migliorare, non solo in peso ma anche dal punto di vista della salute. Senta invece, dottoressa Pandolfini, che cos'è Dog Foodie? O Food Farm, no? Qual è? Sì. Sì, la differenza è che Food Farm è l'azienda che sta alla base, Dog Foodie è il marchio, è un marchio che ha un e-commerce online dove chiunque in Italia, le persone possono accedere a dei piani alimentari bilanciati da esperti in nutrizione e da referenti scientifici. Ad esempio abbiamo fatto questa collaborazione con la Fondazione Italiana Fegato proprio per questo motivo, che sono fatti da piatti pronti che sono preparati all'interno del centro cottura che si trova in Italia, si trova in Veneto, con tecniche di cottura innovative come la tecnica di cottura sottovuoto a bassa temperatura, che hanno l'obiettivo di mantenere il più possibile all'interno dell'alimento i nutrienti attraverso il processo della cottura, e vengono poi conservati senza l'aggiunta di nessun tipo di conservanti grazie al confezionamento in sottovuoto e alla pastorizzazione, per cui è uno strumento utile alla portata di qualsiasi cittadino italiano. Come siete arrivati a incontrare Food Farm? E poi Allora, correggetemi se sbaglio, tanto non ho problemi. Allora, ovviamente a noi ci interessa molto la prevenzione e soprattutto poter, al di là delle nostre ricerche, poter dare dei consigli utili. Noi avevamo questo interesse, abbiamo un nostro dottorando che è un nutrizionista che studia l'impatto della dieta nel fegato, e proprio l'approccio che ha Dog Foodie ci è interessato, ci siamo messi in contatto per vedere se si poteva ideare una sorta di menù garantito che riunisca tutte le condizioni, che in sostanza si basa su quello che è la dieta mediterranea, in modo tale di poter dimostrare alle persone che si può mangiare in un modo sano senza perdere il gusto. E in questo modo con Gaia abbiamo discusso e ipotizzato una sorta di allenamento, possiamo dire di educazione, dei piatti che producono loro, che le persone possono entrare in contatto e dopo capire cosa si può mangiare e come si può mangiare, con la garanzia che quel piatto che loro hanno davanti quel giorno ha tutte le condizioni che favoriscono un po' a migliorare o a perdere peso o a cambiare quello che è la sua patologia. Ma ogni piatto è, come dire, studiato appositamente per una persona con determinate caratteristiche che poi deve comunicare? Come funziona da quel punto di vista? I piatti sono studiati principalmente dalle linee guida in vigore ad oggi e dalle ultime ricerche scientifiche che vengono portate avanti da istituti come la Fondazione Italiana Fegato, appunto. Riguardano il fabbisogno medio della persona, ma la dieta poi può essere personalizzata grazie a tutto il materiale informativo che viene incluso all'interno delle box che arrivano a casa, e può essere adattata alle esigenze di ciascuno grazie alle informazioni che noi diamo proprio con lo scopo di rendere indipendenti le persone. Ecco, intanto abbiamo anche delle immagini. Sì. Sì, queste qua sono Cos'è, fotografie. riso nero, no? Sì, esatto, Sì, questo okay. è un riso venere, questo è un couscous integrale. Ma il riso fa bene per queste cose? Sì. Ok, Sì. buono a sapere, a me piace il riso. Sono entrambi... Sono abbastanza ingordo di riso, per dire la verità. Bene. Proprio, sì, Bene, nelle giuste quantità fa bene. Tutto questo è il problema, no? Esatto. Nelle giuste quantità, per dire la verità. Esatto. E appunto adesso vediamo anche del pesce. Il pesce è un altro alimento molto molto importante, così come sul pesce c'è anche l'olio extravergine di oliva, è un alimento molto molto importante per il fegato. Assieme alla fondazione abbiamo analizzato... E questa sarebbe, vi chiedo scusa se interrompo, questa è una porzione unica? Sì, questa è una... parecchio anche, per dire la verità, non è che sia, almeno a vedere, non è che sia... Queste sono polpettine, no? Sì.
Sì, sì, l'obiettivo è comunque quello di far sentire alla persona il senso di sazietà, non bisogna far fare la fame a qualcuno, bisogna dargli la soddisfazione di aver mangiato qualcosa di buono e qualcosa di nutriente e bilanciato. E come si, adesso diciamo così, chiamiamoli pazienti, anche se magari il termine non è corretto, come entrano in contatto, come si svilupperà questo progetto? Puoi dirlo tu, Gaia, loro hanno il sito internet dove diciamo chi è interessato può consultare, ci sono per ogni tipo di menù, ci sono diverse scelte. Sì, Gaia, esatto. E abbiamo codificato i piatti migliori per la salute del fegato appunto assieme ai ricercatori della fondazione. Abbiamo creato su questi dei menù. Si tratta di menù che prevedono 2 piatti pronti al giorno, uno per pranzo e uno per cena, per 6 giorni a settimana, perché il 7° giorno lo lasciamo sempre libero per il classico sgarro delle diete, e per cui le persone possono acquistare dal sito, che è docfoodie.com, queste box settimanali con quindi 12 piatti pronti ciascuna e anche le informazioni poi su come muoversi anche in autonomia e scegliere che cosa mangiare nelle colazioni e negli spuntini per completare la giornata alimentare. E sono piatti che poi come funziona? Cioè si riscaldano nel microonde, esatto. Poi dopo insomma come quelli che siamo abituati a comprare anche, insomma, in fin dei conti. Solo che... Sì, è anche una sorta di forma più per ogni giorno e un po' più sana e bilanciata del food delivery, quello che si usa a far arrivare a casa. Ma come posso dire, chiamiamolo servizio, anche se magari forse non è corretto, ma ci si iscrive, ci si abbona, come funziona? Uno può anche dirlo per una settimana, poi la settimana dopo no, la settimana dopo di nuovo, c'è una certa libertà anche in questo senso. Sì, non è un servizio in abbonamento. Sì, ho detto abbonamento, non mi veniva un altro termine, insomma. Sì, si differenzia da un servizio abbonamento anche dal fatto che appunto la persona può prendere anche solo una settimana di prova, poi magari ha i suoi impegni, ha una trasferta lavorativa, gli rimangono là i piatti, grazie appunto alla durata in frigorifero per diverse settimane per via della pastorizzazione, può conservare le cose in frigorifero, gestirle e fare l'ordine magari anche 2 settimane dopo. Ho capito. Sì. E tra l'altro, ecco, perché poi il problema è anche questo, no? In alcuni casi della non prevedibilità dei propri impegni, cioè nel senso uno magari può dire, questa settimana mi faccio arrivare il pacco settimanale e poi dopo per un motivo o per l'altro magari una sera e via, cioè, rimangono di più, cioè non si esauriscono in quella settimana, quindi uno può anche, come posso dire, gestire tutto ciò. Esatto, e in più anche all'interno del pacco la persona che riceve il menù trova le informazioni su cosa è meglio mangiare al ristorante per portare avanti la dieta. No, è abbastanza, non so quanto è innovativa una cosa di questo genere rispetto magari, può anche darsi che come spesso succede il nostro paese arriva un pochettino tardi rispetto ad altri, eccetera, oppure fondamentalmente siamo... Io posso parlare per quanto riguarda a quello che si può suggerire al pubblico, alle persone con questa problematica. Io devo dire che trovo molto difficile, se io dovessi cucinare per me stessa, seguire tutte le proporzioni, i rapporti. È veramente una cosa che bisogna anche mettersi nei piedi di chi deve affrontare questa difficoltà. Già leggere le etichette è difficilissimo, anche con tutta la buona volontà a volte si può. Quindi chi è davanti a una problematica che per forza deve calare di peso per questioni di salute, questa è un'alternativa come una sorta di trattamento, passatemi il termine. Per un periodo di tempo io mi garantisco che io sto mangiando come devo mangiare. Nel frattempo imparo, capisco come fare e posso dare l'alternativa. Non è che uno è legato per sempre a dover seguire questo menù, ma almeno imparo come fare e per il periodo che mi serve basta veramente poco. Per migliorare la salute del fegato basta calare il 5% del peso per poter trarre un beneficio. Per cui
da questo punto di vista credo che è un'alternativa davanti a una situazione che tante persone vengono in qualche modo abbandonate o demoralizzate o punite dicendo che la colpa è loro perché mangiano troppo, quando in realtà le alternative che trovano anche nel migliore dei casi sia molto difficile. C'è chi lo sa fare, che lo fa bene, c'è chi ha ma diciamo che siamo in un ambiente in cui un sì. sistema ci spinge molto a mangiare male e quindi è questo che io trovo come innovativo, al di là del metodo di cottura. E sono pasti completi. Cioè non tanto primo, secondo e contorno, ma come dire, c'è tutto nutrizionalmente parlando? Sì, esatto, sono piatti che appunto sono stati studiati assieme alla Fondazione Italiana Fegato e assieme al nostro referente scientifico, il dottor Succar, che è un primario nutrizione clinica e gastroenterologia, per cui sì, sono... Succar che poi somiglia anche a zucchero, come è vero. Può un po' ricordare. Sono completi e se il piatto non è completo di per sé, comunque la giornata alimentare è bilanciata in modo da essere completa e da fornire una buona varietà di alimenti. E sono differenti da giorno in giorno, sì. o insomma se non da giorno in giorno, comunque si danno anche quindi questa varietà di scelta. Quanto è prevista la verdura, che è sempre lo scoglio contro il quale tutti quanti vanno ad infrangersi? La verdura sta alla base, in realtà. All'interno dei piatti viene utilizzata molto spesso almeno una verdura come ingrediente, che però è in armonia con gli altri sapori. Per quanto riguarda i secondi piatti, la fonte proteica è messa vicino a un contorno, sono sempre abbinati, e poi anche nei consigli nutrizionali, se la persona vuole arricchire ancora di più la sua giornata alimentare, noi consigliamo l'aggiunta di un piatto di verdura vicino al piatto pronto, che può essere anche qualcosa di molto veloce come un'insalata. Tra l'altro, cosa volevo dire? Perché, non so chi delle due può rispondermi e poi se è anche vostro campo, ma insomma, perché la verdura fa così bene e perché non trovi nessuno o pochissime persone che vengono a dirti no, a me piace tantissimo la verdura? Perché? Ma c'è chi piace tanto la verdura, no? Dipende. Però rispetto alla cioccolata, dice lei. Lei ha detto, io avrei detto un piatto di pasta proprio per non cadere nel... Cioè, l'alternativa, tutti quanti sappiamo che fa bene, tutti quanti poi sappiamo anche che appunto in fin dei conti se trovi la tua verdura di riferimento, la trovi, nel senso... A me che piace un certo tipo di sapore, per esempio, so che alcuni mi mettono i brividi solo a sentire, però perché c'è questa, diciamo così... resistenza. Ecco, questa resistenza nei confronti della verdura. Noi siamo portati come ominidi, come umani, siamo portati a preferire gli alimenti che contengono molti zuccheri e molti grassi, perché quando non c'era la società odierna e vivevamo nella foresta, le popolazioni umane attraversavano momenti ciclici di carestia, per cui l'alimento era qualcosa di raro che bisognava andare a ricercare e bisognava cercare cose più caloriche possibile per riuscire ad immagazzinarle in modo che il corpo le trattenesse. Da qui anche il motivo per cui al nostro corpo piace tanto immagazzinare i grassi, no? Per supportare i momenti di carestia. Per questo il nostro gusto, il nostro istinto ci porta ad amare le cose zuccherate e grasse soprattutto, ma questo deriva dal fatto che la base della nostra alimentazione è vegetale. Cosa che invece al giorno d'oggi, con l'abbondanza che abbiamo attorno, abbiamo molta più scelta e tendiamo a fare anche scelte sbagliate. Ma per esempio, sto pensando anche a questo, c'è una proliferazione c'è stata una proliferazione in questi anni di cibi, di cucine, diciamo così, che arrivano anche da luoghi distanti dal nostro. Io stesso devo dire la verità, a me per esempio piace mangiare indiano, non so perché. Vuol dire,
È un bene o è un male? Cioè, cibo che arriva da luoghi non soltanto distanti, ma anche differenti dai nostri, posto che la varietà del cibo credo che sia anche positiva, però non so, mettiamola così, dobbiamo accostarci con una certa attenzione a cibi che non sono, virgolette, nostri, oppure è un discorso che non sta in piedi? Beh, la risposta è quella che si dà molto spesso, sia nella nutrizione che nella scienza, cioè dipende. Dipende, sì, perché dalla cucina etnica arrivano alimenti che fanno molto molto bene, per esempio alcune spezie. Ricordiamo ad esempio la curcuma, che è un ingrediente chiave tra l'altro dei piatti della nostra dieta fegato grasso. Ma invece altri alimenti molto molto calorici, adatti magari ad altri climi. Mi viene da pensare ai climi nordici, per esempio, no? Che mangiano cose ricche di grassi che adattate al nostro contesto non vanno bene. Dipende, bisogna comunque approcciare tutto come sempre, insomma, con una certa attenzione, insomma. Laddove invece qual è il cibo, dottoressa Rosso, più, diciamo, che fa meglio al fegato? Allora, sicuramente l'olio extravergine d'oliva ha tante proprietà, l'abbiamo già detto, parlato, ma in realtà come un unico cibo noi dobbiamo avere una dieta bilanciata. Sì, e quello che dice la letteratura, anche tutti gli studi, è che la dieta mediterranea è quella che a lungo termine è più facile da sostenere, è quella che porta, per le qualità, per le caratteristiche, porta dei benefici. E noi siamo in Italia, deve essere una parte della tradizione italiana, conservarla, che non è così perché ormai si sta un po' perdendo, ma richiamare alla dieta mediterranea, che è quello che abbiamo fatto nella scelta dei cibi proposti con questi menù, è proprio quella che è stato dimostrato portare più benefici per tipi di grassi, per i tipi di fibre, tutto quanto, è quella che sicuramente garantisce a lungo termine, associata ovviamente a un'attività fisica regolare, quella che permette di portare avanti per un periodo sufficientemente lungo con una scelta di vita. Ci sono delle diete, sicuramente lei saprà, quelle magiche, che in poco tempo uno cala di peso. Il problema è che non si possono sostenere, però esistono, cioè se parliamo solo di peso, esistono delle diete che magari con certe cose io nel giro di poco tempo posso dimagrire. Il punto fondamentale, e non dico che non siano valide, è che non si possono mantenere per molto tempo, e noi quello che stiamo cercando di far passare il messaggio è che bisogna intraprendere uno stile di vita che ci porta a mangiare meglio, non una dieta magica, un qualcosa così che io dimagrisco e dopo ritorno a mangiare come prima. Purtroppo il messaggio è quello, bisogna essere consapevoli delle scelte, mangiare quello che ci fa bene. Quello che ci fa bene in un insieme sicuramente è la dieta mediterranea, per una quantità di fattori che sono noti a tutti, e sostenerla nel tempo, e questa è stata dimostrata che è quella che a più a lungo termine si può mantenere. Poi c'è un altro discorso anche, perché magari potrebbe anche darsi che uno sia goloso di cose che magari fanno bene, ma anche là deve contenersi pure nel mangiare le cose che fanno bene. Io so, perché me l'hanno detto, spero che sia vero, che i pomodorini fanno bene, però anche là se uno si ingozza dei pomodorini è come se... E come dicevamo prima, ci sta nell'equilibrio, io non posso, cioè anche l'acqua fa bene, ma io non posso vivere solo d'acqua, certo, sì, non è pericolosa sì. l'acqua, lo sappiamo, però io non posso vivere solo, bisogna essere bilanciato in un giusto rapporto di proteine, di grassi, di zuccheri. Gli zuccheri ci servono, in una giusta misura ci servono, fibre, eccetera, eccetera, quindi un equilibrio. Come ci abbiamo verso la conclusione, abbiamo ancora 5 minuti, l'esperienza di Food Farm da dove nasce? Cioè tanto da quanto tempo, ma proprio qual era l'idea di base? L'esperienza di Food Farm nasce a Trieste, in realtà da quando è stata rilevata in realtà un'azienda di amici
che avevano ideato questo protocollo, un protocollo che serviva per cambiare alimentazione e non solo dimagrire, ma proprio migliorare la propria salute. Le prime ricette sono state studiate in questo modo qua, la base è sempre stata quella della ricerca scientifica, sempre sulla base delle ultime scoperte scientifiche c'erano queste poche ricette, questa piccola azienda che è stata rilevata da Food Farm nel 2020 e da lì è partito tutto e nel frattempo si è ampliato, le ricette sono aumentate, i menù sono aumentati. Ad oggi non c'è solo la dieta, la prima dieta, quella base che serviva a dimagrire e a migliorare la propria salute, ma ci sono più sezioni all'interno del sito con diverse diete, quella dimagrante con più tipologie di dieta dimagrante, non solo quella ipocalorica classica, ma per esempio anche quella alternante che è un altro approccio. La sezione salute in cui c'è la dieta per il fegato per esempio, ma anche altre diete come quella per chi ha problemi gastrointestinali come la sindrome dell'intestino irritabile, la dieta low FODMAP, e infine la sezione lifestyle che è nata da un'esigenza di alcuni clienti che volevano acquistare i piatti pronti senza seguire per forza una dieta già predefinita, per cui nella sezione lifestyle le persone possono scegliere i piatti che siano con carne o pesce oppure vegani oppure vegetariani che vogliono a seconda dei loro gusti e farseli arrivare a casa. C'è ancora una curiosità. Noi si va verso una società dove perlomeno in alcuni casi non si riesce più a fare 2 pasti al giorno, no? Cioè per forza di cosa in genere il pranzo quello che viene sacrificato per il lavoro, eccetera. Cioè, c'è anche questa possibilità, nel senso di avere, adesso indipendentemente magari dal discorso fegato, eccetera. Cioè c'è anche la possibilità di dire guarda, io comunque non... Cioè, si può intervenire, diciamo, sartorialmente anche su questo, cioè su uno che non ha più l'abitudine del pranzo. Sì, appunto nella sezione lifestyle ci sono le sottosezioni pranzi e cene. Nel sito i pranzi sono i primi piatti e le cene sono i secondi piatti, quindi poi la persona può bilanciare a seconda delle proprie esigenze e lì proprio si possono scegliere anche le cose che incontrano completamente i propri gusti ed escludere del tutto altri piatti, mentre nelle altre sezioni il piano alimentare è già definito e ci sono alcune possibilità di cambiare i piatti, ma c'è comunque uno scheletro di base, non c'è una scelta totalmente autonoma di cosa mangiare per l'intera settimana. Ultima domanda, non so a chi delle due, è sempre il caso di sentire il proprio medico prima di intraprendere un percorso del genere? Cioè non è che uno dice la mattina mi sveglio, boh, sai cosa, faccio questo, cioè... Sicuramente un consiglio medico è sicuramente valido e sul sito comunque ci sono tutte le informazioni nutrizionali che permette a chi è interessato di stamparle e confrontarsi con il medico e valutare come sta andando, ma sicuramente l'opinione del medico è sempre... Comunque questa è la mia opinione, chi vuole farla è garantito che comunque sono stati studiati e che sicuramente non c'è niente di pericoloso o nocivo che possa complicare il quadro della persona, ma comunque confrontarsi con il medico è sempre, non è strettamente necessario, però è sicuramente consigliabile. Se posso aggiungere una cosa, spesso proprio l'esigenza di questo tipo di diete nasce proprio da un consiglio del medico. Sì. Spesso si arriva lì a DocFoodie o a questo tipo di servizi dopo il consiglio medico. Il medico può potenzialmente utilizzare questa tipologia di diete anche come strumento da consigliare ai propri pazienti senza lasciarli da soli di fronte al fatto mangia meglio, mangia con qualche consiglio. Anche facile, devi mangiare meglio, poi dopo uno magari ritiene che mangiare meglio significhi soltanto, non so, porzioni più leggere, insomma, che non è così, insomma. Allora, io ringrazio la dottoressa Natalia Rosso e la dottoressa Gaia Pandolfini per essere state con noi, grazie per averci comunicato questa opportunità. Buon lavoro ad entrambe. Anche a voi.
E buona estate, anche perché adesso dovremmo incominciare anche ad augurare buona estate. E dopo la pubblicità cambiamo argomento e entriamo anche, cioè rimaniamo sempre a parlare di salute e stili di vita, perché parleremo di estate in movimento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato continuiamo a parlare di star bene, di benessere, vogliamo anche di stili di vita. Siamo in compagnia di Saul Laganà, che è referente dell'associazione, perché ASD cosa significa? Associazione Sportiva Dilettantistica. Benessere, e quindi grazie per essere tornato Grazie nei nostri studi per parlare dell'edizione 2025 di Estate in Movimento, che comunque inizierà tra un po' di tempo, ai primi di luglio, in pratica, quindi abbiamo un po' di tempo, però insomma è giusto anche incominciare a parlarne, fatto salvo che magari poi anche a stagione iniziata si potrebbe magari rivederci per parlare di... Quanti sono? Sono più di 20 Nel 99 abbiamo iniziato, prima edizione del 99. Quindi 26. 26 anni che diamo... Mi ricordo l'altro anno che c'era un anniversario tondo, pensavo 20, invece 25. Era 25. Un quarto di secolo. Molti matrimoni durano di meno, insomma. Beh, già che ci siamo, l'altro giorno ho visto una signora, giusto per amore di battuta, che ha detto sono sposata con mio marito da 57 anni, ma ci conosciamo da 4 in più, se ammazzavo qualcuno mi davano di meno. Ecco, però, allora, Saul, partiamo da questo. Che cosa significava 26 anni fa iniziare questo tipo di ragionamento? Un salto nel buio, con un vero senso della parola. A Trieste non esisteva nulla di simile. Io l'avevo visto fare, in pratica l'animazione in spiaggia fatta a Lignano, e mi venne l'idea: perché non continuare a proporre attività motoria durante l'estate, quando le persone si allontanano dalla palestra, mentre invece ci sarebbe necessità di muoversi sempre e comunque, e non per nulla il nostro motto è nati per muoversi. E quindi copiai letteralmente l'idea. Il nome Estate Movimento venne da una chiacchierata con un mio amico di Roma, che mi disse: chiamala tutti in movimento, Estate Movimento. E a quel punto Estate Movimento, è così. È cominciata in questa maniera. Il luogo, cioè la pineta di Barcola, era quello proprio... Un corso solo, per anziani, la mattina, quello che abbiamo ancora adesso, ginnastica dolce per la terza età, del martedì e venerdì dalle 9 alle 10, con dei numeri spaventosi a cui non eravamo preparati. Evidentemente c'era un desiderio, una richiesta dalla comunità che non era stata recepita da nessuno, neanche da noi. Ci abbiamo provato e basta. Sì. E non è che noi abbiamo intuito grazie a chissà quali ricerche di mercato, no. Pensavamo, ma se ha funzionato a Lignano, perché non farlo anche? Comunque, visto che muoversi è importante sempre, e nel nostro statuto quello di promuovere l'attività motoria ai fini della salute, della promozione della salute, perché non farlo? E ci siamo ritrovati in certe giornate con 100 persone. Subito? Dopo una settimana, appena si è sparsa la voce. Il primo anno, ecco. Sì, il primo anno appena si è sparsa la voce. Era oggettivamente molto difficoltoso, perché gestire 100 persone, per quanto la pineta sia grande... Sì, anche perché magari uno non si aspettava questo numero. Un corso di 100 persone lo vediamo nei filmati dei cinesi, in Cina, ecco, e lì sono 1000 magari, ecco. Ma, però lì c'è anche una tradizione. Sì, appunto, e c'è anche una certa disciplina, mentre noi, insomma, la situazione ammetto che fosse abbastanza caotica. E avevamo già la cassa musicale, c'era una collega che faceva i corsi, e avevamo dei tappetini che pensavamo di proporne una ventina per quei poche persone che sarebbero venute, non bastarono. Ne prendemmo altri 20-25, ma nel giro di un paio di settimane non aveva senso comprarne altri. Oltretutto logisticamente era difficile dice, dove mettiamo? Avevamo una macchina dove mettere la cassa e metterci 100 tappetini di neoprene. Impossibile. Sì, è vero. Sì, e a quel momento chiedemmo
all'utenza portatevi il tappino. Ma quando ed è iniziato quindi subito? Abbiamo iniziato il 1° luglio, grazie anche a un contributo del comune di Trieste, che allora i contributi si davano con una certa, diciamo, facilità, c'erano più soldi che giravano, infatti noi siamo andati avanti tanti anni con i contributi anche cospicui della regione, quindi abbiamo aumentato le cose da fare, fino a quando i contributi hanno iniziato a calare, quando abbiamo capito che i contributi sarebbero stati veramente esigui. Abbiamo fatto una scelta drastica, invitare le associazioni che volevano promuoversi a costo zero per entrambi, ci saremmo occupati noi di tutto, anche delle spese di gestione dell'evento, per cui è tutto a carico nostro. E senti, e come è cambiato invece poi appunto nel corso degli anni? Ci sono state delle discipline che si sono aggiunte? Sì. È cambiata anche l'utenza probabilmente? L'utenza è, siamo a Trieste, molto spesso over 50, diciamo pure over 60 anche, ma vengono anche giovani, soprattutto nel corso di Zumba che con la nostra Ilaria, che fa da anni lei, e lì c'è un pubblico giovanile, un po' sono... Anche l'orario favorisce, sì, vedo. Sì, infatti. C'è un pubblico giovane che segue l'Aikido dell'associazione Iwama Budokai, anche lì, Metamorphosis, l'associazione Metamorphosis con i corsi di yoga, che è nostra fedelissima, ha corsi misti. Dopodiché quest'anno abbiamo per la prima volta l'associazione Yoitinat Yoga Ayurveda, lì come vedi hanno una serie di abbiamo ben 5 proposte, tendenzialmente rivolte all'infanzia, alla prima infanzia o mamme e bebè o donne in gravidanza, e lì vedremo con loro è una prima volta, per cui non sappiamo chi arriverà. Anche l'Olympic Club è un'associazione che da anni è nostra fedele. E mi dicevi anche prima, no? C'è molta attenzione, riscuote un grande successo, diciamo così, anche le discipline orientali. Sì. Che tra l'altro mi sembra di capire, adesso io non vorrei sbagliarmi, che storicamente Trieste si è sempre ha sempre avuto ha dimostrato un interesse particolare anche per sport tipo, non so, judo, karate e cose di questo genere. Questo lo so perché me l'hanno detto. Qui è una roba leggermente differente, però sempre all'interno di un qualche cosa che non è agonistico, ecco, quello sicuramente non è agonistico, ma tutto quello che proponiamo noi non è agonistico, non potrebbe essere proposto è un modo per far muovere le persone e farle anche socializzare, perché poi lì si fanno incontri. Posso dirti che io in 26 anni ho visto arrivare persone, incontrarsi, conoscersi, fidanzarsi, sposarsi, fare figli. C'è una coppia tra l'altro che lei viene dal primo anno, ragazza, e dopo 1 o 2 estati vidi avvicinarsi a lei un ragazzo che faceva accanto a lei attività anche aerobica, che sicuramente non era per lui, e adesso lei viene coi bambini a fare yoga. E questa anche è anche... sì, no, è carinissima sta cosa, è molto, dovreste piacevole. Magari la prossima volta, se riesci a convincerla a venire qua. Allora, quest'estate la incrocio sicuro e dico, senti, perché così insomma ti vorrebbero... Così raccontiamo anche... Senti, come funziona? Ci si deve iscrivere? No. Noi facciamo un annuncio, cioè comunichiamo, questo è. Grazie anche a voi, insomma ai media in generale, e con la nostra pagina Facebook e Instagram, e dopodiché le persone arrivano. Ti dirò, per quanto riguarda il corso di ginnastica dolce per la terza età del mattino, cioè quello più vecchio come
come anzianità e presenza a Barcola, se noi non mettiamo una sola riga sul giornale, né non fossimo venuti qui da te, qualcuno si presentava il 1° luglio alle 9 di mattina, perché, sì. Se ginnastica. Sì. Ecco, senti, allora, ci sono delle cose che volevo chiederti e che possono incuriosirmi. Gli orari. Non ha senso farlo prima delle 9? Cioè avete scelto come orario? Ce lo chiedono le associazioni stesse. Diciamo che prima qualche volta abbiamo tentato di proporre il saluto al sole alle 7 di mattina. Non venivano moltissimi, devo dirti la verità. Diciamo che forse vengono se sono motivati da un istruttore che seguono anche d'inverno. Ho capito. Un'istruttrice che seguono. Allora sì, se no la persona che viene lì casualmente o magari dopo alle 9 deve andare a lavorare, a Barcola, trova parcheggio, sì, cambiati, fatti la doccia e vai a lavorare. Se lavori alle 9, 9 e mezza, ok, ma se entri alle 8. Sì, quello è un grande mio problema, perché per esempio poi ne incontrerai di casi come questo, dipende anche dall'attitudine che una persona ha cioè io per esempio per fare un po' di movimento, eccetera, io devo aver finito la mia giornata lavorativa, non riesco a impegnarmi. Ci sono persone invece che riescono. Sì. Io ho tutto, cioè la più grande, come dire, ammirazione, perché io proprio non ce la farei, insomma. Dipende poi anche da carattere, anche dall'orologio biologico. E anche sì. Sì. Laddove invece vedo che ci sono parecchi appuntamenti anche più sul tardi, tipo 20, 21. È perché c'è un'utenza che richiede, gente che lavora. Questo sì. Cioè, quindi voi siete attenti anche a questo tipo di... Sì, noi insieme alle associazioni, perché alla fine le associazioni conoscono la loro utenza, no? Sì. La nostra, come vedrai, noi teniamo solo 2 corsi, no? Cioè il corso classico di ginnastica dolce della terza età a Barcola e l'altro che lo teniamo a Melara. Ecco, questo è anche interessante poi dopo. Sì, e lì l'utenza richiede quello. Un corso di ginnastica dolce la sera. Sì, forse non ha nemmeno senso. Sì, non so quanto successo potrebbe avere e comunque andrebbe a caricare la quantità di proposte che ci sono il pomeriggio. Ecco, laddove tu hai citato Melara, no? Non è il primo anno che c'è questa sorta 6-7 anni. Ecco, chiamiamolo spin-off, tanto che piace a me come termine. È importante che ci sia, è una sorta anche di, virgolette, presidio. Sì, noi l'abbiamo fatto il primo anno contattando l'azienda sanitaria attraverso... C'era proprio la loro sede a Melara. Dall'anno scorso abbiamo modificato un po' perché bisognerebbe chiedere il permesso all'ATER. Ci sono procedimenti molto lunghi, francamente abbiamo l'Auser che ci ospita nel loro locale, che è più fresco che fuori, le finestre sono aperte. E la popolazione, Ecco, poi l'Auser riceve a quel punto persone che vengono dentro, le conoscono, magari l'Auser non l'hanno mai conosciuto, può succedere, no? Tu abiti in quel compressore gigantesco e non sai che c'è l'Auser, quindi l'Auser ha tutta la convenienza, ha interesse a fare, no più convenienza, scusate il termine, interesse a far conoscere le proprie attività, la propria esistenza. Quindi grazie a un accordo con loro si fa lì. E non facciamo più un anfiteatro. Questo è un altro discorso che volevo toccare, ed è quello dei permessi, il discorso burocratico. Vuoi che mi arrabbio? No. Qual è la mia reazione? No, però voglio dire, ma mi sembra che proprio con te mi sono stupito di questo fatto, perché dicevo, se una realtà è presente su un territorio da così tanto tempo, dovrebbe essere più automatico, diciamo così, rinnovare
Invece, Dovrebbe. Appunto. Dovrebbe. Invece Non è, oddio, diciamo, diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Il patrocinio del Comune di Trieste, tic tac, perché dietro evidentemente c'è uno staff, il gabinetto del sindaco, tra parentesi la maggior parte sono donne, non sarà un caso, che sia sempre facile. abituate a lavorare in No, tempi facile. rapidi rispetto a noi, a sopperire alle difficoltà che spesso creiamo noi, e quindi un mese e mezzo, tenendo conto che la macchina comunale è gigantesca, è enorme, è un ufficio, il gabinetto del sindaco riceve una quantità di proposte enorme nell'arco dell'anno, poi d'estate figuriamoci. Figuriamoci. Stessa cosa ormai dicasi con l'Agenzia del Demanio, dopo tanti anni fa, un'iniziale diciamo, lentezza, nell'arco di un mese e mezzo. Quindi voi dovete già muovervi verso marzo per Sì, ci muoviamo tra verso una roba marzo. e l'altra. Ci muoviamo verso marzo. E in altre realtà devo dire che non è così, sembrano esserci grandi difficoltà. Ora, vuoi che la popolazione di Melara fruisca di un servizio gratuito per la propria salute? Sì, no. Se ci incischi per 3-4 mesi e poi mi dici che, come è successo anni fa, che ci saranno dei lavori in programma all'interno dell'anfiteatro di Melara e poi neanche monti il cantiere, io capisco che, capisco che non hai interesse, per carità, ognuno ha i propri obiettivi, le priorità, eccetera. Ci muoviamo in altra maniera, non è un problema. La popolazione la raggiungiamo lo stesso e soprattutto riceve il servizio, che è la cosa più importante. È la cosa che conta. Sarà dentro la palestrina dell'Auser, la saletta dell'Auser, invece del fuori. Volevo chiedere invece un'altra cosa che mi incuriosisce parecchio. E riguarda diciamo, il movimento tout-court, ecco, insomma, non solamente Trieste Estate. Intanto, secondo te, c'è una consapevolezza del fatto che per tutta una serie di ragioni noi, come dire, adottiamo non tanto degli stili di vita, ma come posso dire, adottiamo delle abitudini, dei movimenti, eccetera, che sono sbagliati. Intendi posture? Posture. Posizioni? C'è questa consapevolezza? No, non c'è assolutamente. Okay. È veramente poco diffusa la consapevolezza delle posture da assumere per limitare eventuali arrivi di contratture muscolari, mal di schiena. Le assumi in genere quando hai dolore? Cioè io in questi giorni ho mal di schiena. Se mal di schiena assumi una postura antalgica è distinto. O cerchi di assumerla. No, ma dicevo per esempio, molti ti dicono che quando ti cade un oggetto per terra c'è un modo per piegare le gambe. Non lo fai quasi mai, non perché io lo faccio sempre. Tu per forza. No, perché anch'io rischio la mia contrattura. E io invece in questi giorni che mi son preso un mal di schiena è l'unico momento in cui... c'è la consapevolezza, ma perché è difficile? Perché andremmo educati, e siccome non siamo educati fin da piccoli a farlo, per cui, banalissimo, questo a beneficio di chi ci ascolta, macchina, automobile. Scusa. Sì. Sto guidando, sì. Mi fermo, tolgo la chiave, apro la portiera, devo uscire, giusto? Sì. Bene, faccio così, ruoto, nessun problema. Ruoto e mentre ruoto fletto la schiena in avanti e la ruoto. Quindi le vertebre fanno questo movimento, soprattutto le vertebre lombari. Puoi ridarmi fuori. Io invece, nella mia macchina, mi giro completamente, il sedile è girabile quindi non si capisce bene, immaginate che il sedile non ruoti, io mi giro con le gambe, quindi ruoto sul bacino, capito? Appoggio i piedi e vado su. La stessa cosa a scendere, quindi non faccio mai flessione e torsione, mai, sì. Perché a furia di farlo, le mie vertebre a 67 anni sono più vicine fra loro, magari c'è anche qualcos'altro, e quindi io sottopongo a ulteriore stress una struttura che è già usurata e vecchia, non c'è poco da fare,
e cerco di evitare gli stress. Se mi devo lavare la faccia e i denti lo faccio a gambe piegate, divarico le gambe, piego, non mi chino a gambe tese, flesso in avanti col busto, con le gambe tese, perché tutto il peso del tronco e della testa finisce a gravare sulle vertebre lombari, oggi, domani e così avanti potrei andare. Poi le sedute, stirare, spazzare i pavimenti, lavare, si andrebbe fatto con le gambe leggermente piegate, semipiegate. Questo aiuta molto a sopportare il carico, il peso. Poi dopo, e volevo arrivare anche a questo, perché è anche vero che su Instagram, su internet, su come si chiama, YouTube, eccetera, delle volte vedi di tutto e di più, e ci sono anche, diciamo, dei tutorial che ti spiegano appunto come dovresti muoverti, sederti, eccetera. Lì come si fa a capire quello che è possibile fare da quello che non... Come fai a... Ti dovrei rispondere come Umberto Eco? Umberto Eco, parlando di Facebook, parlando di internet, sì, ho capito. Ha dato spazio a legioni di imbecilli, possiamo dirlo, e questa era la sostanza, e non si può capire. Non si riesce perché... Se la didascalia prevede che sovraimpressione compaia, che c'è un fisioterapista, c'è un medico, c'è un insegnante di scienze motorie che fa quello di mestiere, allora abbiamo a che fare con una persona che con ottima probabilità è una persona competente. Ottima probabilità, perché anche lì in tutto il mondo e paesi io posso essere un pessimo avvocato, un mediocre avvocato, un mediocre insegnante di educazione fisica, un mediocre medico, a prescindere dal titolo di studio. Però tendenzialmente dovrei avere le basi per capire ciò che propongo, comprendere il mio utente o paziente che sia, le sue problematiche e di conseguenza suggerirgli i movimenti giusti nella fattispecie. Ecco. Laddove chi si affida anche in quel caso chi magari decide, anche arrivato ad una certa età, di incominciare a fare qualche cosa giusto perché magari ha un po' di più tempo, eccetera, eccetera, è il caso sempre che si rivolga a delle realtà, come dire... Il primo passaggio è se stai male è medico. C'è il medico curante che... non dico neanche se uno sta male, nel senso uno dice vorrei fare qualche cosa, eccetera. Informarsi su quali sono i titoli di studio delle persone, dei luoghi dove vanno. Cioè, questo riduce un pochettino. Certo, se io ho mal di denti, non vado con tutto il rispetto dall'odontotecnico che è un tecnico... Che è altro. Esatto. Che è bravissimo nel suo, ma è un odontotecnico. Devo andare dal medico chirurgo, odontoiatra, dentista. La stessa cosa dicasi per qualsiasi campo. Come dicono a Milano, Felè fa il tuo mestiere, panettiere e fare il suo mestiere. Ma anche perché poi lì possono esserci anche dei problemi. Adesso, per l'amor di Dio, non vorrei farla troppo, però dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma certo. E non li conosci oltretutto, non conosci i problemi. Perché non li sai prima, cioè, che cosa hai tu? Mi stai raccontando un paio di cose sulla schiena, ma le tue vertebre come sono? Hai altre problematiche? Non le hai? Io non lo so, se non me ne parli, o posso capire qualcosa da come cammini, però entro certi limiti, quindi è bene prima un confronto, anche verbale. Io quando sono in palestra mi arriva una persona nuova, soprattutto nei corsi con le persone con patologie cardiovascolari, che ormai seguo da 30 anni, io mi affianco alla persona che arriva e praticamente dialogo, mentre dico gli esercizi da fare a tutti, tanto ormai mi conoscono, sanno, e dialogo con lui, lei, cercando intanto di stabilire un contatto di tipo psicologico, di fiducia, e poi di capire. Ha problemi alla schiena, segnalarmi, artrositi, le manca il fiato, ma mi accorgo magari che fa fatica a respirare per la bocca, va in dispnea. Tutto questo deve essere fatto, perché se no, se non interagisci... Quindi
Quindi tu vai sartoriale in ogni caso, perché ognuno poi ha appena arriva uno nuovo sì, dopodiché certo, sì. una o due volte poi entra nel gruppo, è chiaro che come se no diventa un'attività 1 a 1, ma 1 a 1 è un'altra, però comunque con Sweetart abbiamo gruppi di 35-38 persone. Come so per conosco. Allora, dobbiamo chiudere, siamo già arrivati in chiusura. Allora, ricordiamo, è stato in movimento dal primo di luglio. Chi vuole informarsi dove trova? Su Facebook? Trova su Facebook, su Benessere SDC Trieste, o può scrivere una mail a sdcbenessere@gmail.com. Insomma, questo è per partecipare ad Estate in Movimento. Buon lavoro. Buon lavoro Noi a voi, ci vediamo, grazie a tutti. Grazie, ma buona figurati. serata. Noi ci vediamo domani alle 17:55. Ho preso.